Seconda parte di A voi la linea, Franco Jacob è il nuovo presidente dell'ente Friuli nel mondo, guiderà un direttivo di 17 componenti di cui 8 di nuova nomina, sostituisce Loris Basso che ha presieduto l'ente dal marzo del 2020. Sentiamo. Franco Jacob, già sindaco di Reana, già presidente del Consiglio regionale, già assessore regionale, è stato eletto presidente dell'ente Friuli nel mondo. Quali i programmi? Che eredità raccoglie? Beh, intanto tutti già sono tutte esperienze attraverso le quali ho imparato anche a conoscere, a vivere, a frequentare i friulani nel mondo, i Focolars Furlans, essere vicino a quelle che sono le attività dell'ente Friuli nel mondo. Quindi finiti già oggi con questo nuovo prestigioso incarico, del quale sono onorato per la fiducia che mi è stata data, cercherò sicuramente di proseguire quella che è l'opera e il percorso, diciamo, storico dell'ente Friuli nel mondo. In questi anni ha rappresentato quella che è l'emigrazione friulana nel mondo, è riuscito a mantenere i rapporti, a far crescere i rapporti con i Fogolar Furlan nel mondo, quindi con questa realtà importantissima che ha portato un'immagine della nostra comunità friulana nel mondo, ma esaltando quello che sono le caratteristiche, i valori, la nostra grande capacità, ecco, di essere protagonisti nelle comunità dove siamo andati e dove abbiamo dovuto andare, perché l'emigrazione per tanti anni è stata un obbligo di tante nostre famiglie e tanti nostri familiari. Quindi qual è il programma? Il programma è quello ovviamente di proseguire su questa tradizione, su questa attività che è fondamentale, ma poi anche trovandone degli elementi di novità che sono in parte stati già sviluppati in questi ultimi anni anche dal mio predecessore Loris Basso, a cui va evidentemente il ringraziamento per il lavoro che ha svolto, cioè rafforzare i legami con le nuove generazioni. Noi sappiamo che oggi l'emigrazione è soprattutto immigrazione di seconda, di terza generazione, quindi persone che sono inserite nelle comunità in cui si sono trovati a vivere, ma che possono essere oggi un ponte e una, diciamo, anche emigrazione o attività di ritorno verso la nostra regione. Ecco, in effetti sono già cominciate, no, iniziative in questo senso per riportare i giovani, per far conoscere ai giovani che sono all'estero, che sono nati anche all'estero, magari anche da famiglie friulane, sono già tornati qui per cercare appunto di conoscere, di avvicinarsi alla realtà. Lei intende continuare con questa linea, tanto più che lei è sempre stato un convinto assertore, no? Di aprire gli orizzonti, sempre aperto anche nei confronti dell'Europa? Sì, credo che questo sia fondamentale, cioè quello di consentire a questi giovani il recupero e rafforzamento della loro identità originaria attraverso queste che sono le molteplici attività che vengono svolte dall'università, da vari enti. Credo sia importante, per esempio, anche in questo direttivo vedere come abbiano accolto l'invito Confindustria, le Camere di Commercio, Confartigianato ad entrare nel direttivo, a disegnare dei rappresentanti, ma anche a chiedere una progettualità proprio perché questo, il recupero dell'identità e il recupero anche del legame con la terra di origine dei propri avi e dei propri forse genitori, nonni, dà anche l'opportunità di ristabilire delle relazioni. Ed ecco che allora quel disegno che c'è sempre stato anche nel mio agire, che è quello di costruire i ponti, le relazioni, attraverso queste relazioni opportunità, che non sono solo opportunità nel senso del nostro Friuli che va all'estero, ma anche di loro che possono rientrare in Friuli e trovare una realizzazione, perché no, una possibilità, magari vengono da territori, da zone dove è più difficile anche trovare il lavoro, trovare l'impiego, pensare al futuro, ecco, offrire a loro la possibilità di ritrovare questo nella terra di origine. Questo sicuramente è un dato importante. C'è poi un ultimo settore sul quale lavorare, che è questa emigrazione di oggi, che più che emigrazione forse è mobilità del sapere, mobilità della competenza, mobilità della conoscenza, i giovani che vanno all'estero, i nostri che si laureano, che si formano e che vanno all'estero,
Ecco, perdere i contatti con queste risorse importantissime, tra l'altro risorse che sono state formate nella nostra regione, nelle nostre scuole, nelle nostre università, nelle nostre imprese, credo sia un altro dei compiti importanti. Se noi riusciamo a creare dei nuclei attraverso appunto il lavoro dei focolari e rinnovare ulteriori focolari attraverso queste presenze, io credo sia un ulteriore arricchimento della dimensione del Friuli nel mondo e dell'opportunità che questi siano veramente degli ambasciatori della nostra terra, delle nostre competenze, capacità e operosità anche all'estero e perché no, anche con loro mantenere quel legame che altrimenti andrebbe disperso.